malato sparra, passa i consigli se perdi la guerra. Salve, oggi prepareremo un dessert. Si tratta di un mashtut, quindi un couscous in versione fredda, con del croccante di mandorla e del cioccolato fondente. In più abbiniamo anche una salsa inglese aromatizzata ai pistacchi di Bronte. Gli ingredienti per realizzare il piatto sono i seguenti: del couscous che abbiamo fatto rinvenire in un padellino con un po' di acqua leggermente zuccherata e profumata con delle bacche di vaniglia bourbon, dopodiché del croccante di mandorla ridotto in polvere, del cioccolato amaro come massa di cacao un 75%, sempre ridotto a scaglie, e della salsa inglese profumata ai pistacchi di Bronte. Sopra andremo a completare il piatto con una chiacchiera spolverata con zucchero a velo e una decorazione di zucchero colato. Prepariamo il dessert, quindi prendiamo il couscous, ne versiamo un paio di cucchiai in una bowl, aggiungiamo il nostro croccante di mandorla, aggiungiamo le scagliette di cioccolato e giriamo il tutto, proprio da fare senza legare, da lasciare proprio così come se sarebbe un'insalatina proprio fredda. Ecco qua, il nostro mashtut è pronto, lo andiamo a preparare nel piatto, quindi in questo caso andiamo a versare, in questo caso mi piace presentarlo in un tumbler, così anche da cambiare un pochettino l'aspetto al dessert. Andiamo a praticare una piccola centro del bicchiere, la nostra salsa inglese, e andiamo ad ultimare con la chiacchiera, e all'interno andiamo a mettere il nostro zucchero colato. Il piatto è pronto. Buon appetito!